E innanzitutto vorrei fare un aggiustamento alla presentazione che l'amico Alberto Camerotto ha fatto di me stamattina, forse anche ieri, chiamandomi pacifista. Non sono pacifista, neanche me un grande pacifista, diceva lui, perché sono uno che si occupa di gestione non violenta dei conflitti, che non è esattamente il pacifismo, che è un'idea che condivido, ma come dire, non esaurisce il mio modo di pensare. L'amico della non violenza è uno che si sforza di gestire i conflitti concretamente in maniera tale che la guerra non scoppi, le risse non scoppino, se parliamo di violenza interpersonale. Entrare adesso in medias res, partirei dalla constatazione che al di là di quello che siamo abituati a sentire sulla diffusione della guerra nella antica Grecia, sì, è un fenomeno diffuso, ma forse meno di quanto possiamo immaginare, è bene ricordarsi che gli studiosi hanno rinvenuto frasi archeologiche e nomi di città o di paesi nell'antica Grecia fra periodo arcaico e periodo classico 1035 città. Ora 1035 città non sono continuamente in lotta, per fermarci appunto all'epoca classica uscì, diciamo, guerra del Peloponneso, naturalmente guerre razziali con lo straniero, non ne parliamo, ma è la guerra del Peloponneso, la guerra mondiale dei greci, come è stata chiamata, che non coinvolge 1035 città, coinvolge una minima parte, quindi forse è il caso di funzionare non per idealizzare la Grecia, ma per dire, attenzione, è un fenomeno rilevante, ma non è un fenomeno, come dire, comunissimo e diffusissimo. La storia che cosa ci può servire? La storia ci può servire a rispondere a quella domanda che fa da titolo questo incontro, cioè inventare la pace, come inventare la pace, come costruirla. Perché la storia può essere, certo, come è stata raccontata per lo più anche dai greci, come ancora viene raccontata oggi, al di là del fatto che è stata introdotta la storia sociale, e continua a restare un racconto di guerre. La storia va avanti a forza di guerre. E però tra le pieghe della storia, della storiografia, noi possiamo individuare pure moltissimi casi di gestione non violenta dei conflitti. Cioè si arriva alla pace attraverso una gestione non violenta. Anche noi siamo abituati appunto a pensare che soltanto la guerra sia il motore della storia e queste cose che pure sappiamo che ci sono state le ignoriamo. Gli storici contemporanei ancora le ignorano. Allora, cosa si può fare? E quindi la storia può funzionare, dicevo, da archivio di risoluzione, di esempi di risoluzione non violenta dei conflitti ai quali possiamo attingere, dico per riprodurli di sana pianta esattamente allo stesso modo, ma per attivare la nostra immaginazione per costruire la pace. E allora cosa si può fare? Beh, durante una guerra, questo è quello che facciamo normalmente, ci sono naturalmente esempi a iosa nel mondo antico, la diplomazia, si attiva la diplomazia, e nella Grecia antica il più famoso diplomatico forse è Arato di Sicione, III secolo a.C., il quale era noto perché era capace di fare guerra il meno possibile grazie alle sue amicizie, grazie alle sue capacità relazionali, grazie alla sua omilia, termine che ha già ricordato Alessandro Tonini nella sua relazione, a proposito, ma il termine è lo stesso. Omilia che significa relazione, significa conversazione, è un termine che ha la stessa radice dell'avverbio ama che conoscete, che significa insieme,
Cioè, omelia è la capacità di stare insieme con gli altri attraverso la conversazione e quindi persuaderli a non fare la guerra. Di questa virtù era dotato, pare, anche un aristocratico ateniese, Filo Spartano, quanto ateniese, ma in quanto aristocratico ci sta forse Filo Spartano, che esiliato nel 451 viene richiamato in patria per, grazie alla sua amicizia con Sparta, per ripristinare la pace, che effettivamente riesce a ottenere concretamente una tregua di 5 anni. Quindi porta a casa dei risultati, diciamo, grazie alla sua relazione diplomatica, grazie alla sua amicizia con gli Spartani. Nel 406-396 dalla parte romana avviene l'assedio di Berio, come forse ricorderete, a opera di Camillo, e dice Plutarco, che racconta quegli eventi sul fronte greco almeno, dice Plutarco che durante l'assedio, nei momenti in cui non si guerreggiava, in cui i romani non tentavano di assalire la città, di sera gli assedianti e gli assediati si incontravano e dialogavano, il verbo è proprio dialegomai. La guerra, come dire, era una cosa che si doveva fare, decisa dai governanti, ma che i soldati non abbracciavano nel loro intimo, per così dire, ma si incontravano. Quindi era una decisione dall'alto la guerra. Questa è una cosa forse di cui dovremmo ricordarci sempre, perché le guerre sono decise dai governi, ma a farle concretamente sono le persone comuni che forse non la fanno con troppissimo entusiasmo. Nel 403, raccontando della guerra civile fra ateniesi, aristocratici, diciamo, oligarchici e democratici, anche in quel caso Senofonte, questa volta, usa il verbo dialegoma per dire dei rapporti che intrattenevano le due parti durante il conflitto. Ancora una volta, a decidere le guerre sono i governanti, ma i governati le subiscono. Ancora si potrebbe richiamare la figura dei mercenari, dei mercenari greci che militavano nel IV secolo nell'esercito cartaginese e nell'esercito contrario corinzio, e arrivano a un certo punto si guardano in faccia, ci vuole, si guardano in faccia e si dicono: ma noi che siamo greci perché combattiamo per dei cartaginesi, dicono gli uni agli altri naturalmente, perché hanno intenzione di sottomettere dei corinzi, cioè dei greci. E quindi si ritirano dai combattimenti, tanto che attraverso questo gesto che in non violenza si chiamerebbe di non collaborazione, i cartaginesi si ritirano e quindi la guerra viene meno. Questo è un fatto storico, ma che poi troverete, diciamo, non troverete raccontato come l'ho raccontato io e per come ce l'ho raccontato le fonti, ma si dice che a un certo punto i cartaginesi si divisero, si arresero e tornarono indietro. Il motivo per cui tornarono indietro non viene detto. Mi limito a qualche altro esempio che magari è più di sapore, maggiormente di sapore attuale, cioè alla lotta non violenta che nel 4 all'Anticristo e poi esattamente 44 anni dopo, nel 40 d.C., gli ebrei condussero contro i romani che tentavano di imporre le statue dell'imperatore a Gerusalemme. Come sapete, gli ebrei, in virtù della loro religione, non ammettono statue, non ammettono rappresentazione di divinità e di uomini. Quindi protestavano contro questa imposizione e nel primo caso, nel 4 a.C., era re della Giudea Erode,
vanno davanti alla casa, lo racconto uno storico di Flavio, vanno davanti alla casa di Ponzio Pilato, che è il rappresentante di Erode, il famoso Ponzio Pilato, sempre quello dei Vangeli, e lì si mettono a protestare, a gridare, Ponzio Pilato non vi ascolta, e loro stanno davanti a casa di Ponzio Pilato, ci stanno 3 giorni, e a un certo punto Ponzio Pilato si stanca, perché sì, se ne lava le mani, un'altra cosa, ma qui incomincia a cercare un po' questa protesta, diciamo così, davanti alle porte di casa, e quindi ti minaccia di farli uccidere dai soldati, schiera i suoi soldati davanti agli ebrei. E gli ebrei compiono un gesto che è molto differente da quello degli ebrei di oggi, purtroppo, e cioè si gettano immediatamente a terra, porgendo il collo, dicendo: se ritieni di doverci fare uccidere, facci uccidere, ma noi non possiamo accettare di avere restato l'imperatore, perché la religione ci lo impedisce. Quindi uccidici pure. Ebbene, al di là di quello che si può immaginare, sia Ponzio Pilato sia Publio Cornelio rinunciano, quindi in tutti e 2 casi la scena è esattamente praticamente, rinunciano a far fuori gli ebrei e rinunciano anche a imporre Stato. Un esempio davvero paradigmatico, e non parliamo più di semplici risse di rapporti non violenti interpersonali, ma a un livello almeno meso, non voglio dire macro, ma meso, diciamo così, perché mette in gioco due gruppi grossi. Cos'altro si può fare? Cos'altro potremmo fare? Perché gli esempi che sto tirando dalla Grecia antica sono esempi che, ripensati naturalmente, non applicati meccanicamente, possono produrre delle idee. Bene, nel III secolo a.C. in Sicilia abbiamo un decreto che si chiama il decreto di Nacone, perché relativo ad una cittadella non ben identificata, ma nella Sicilia occidentale, almeno vicino a Casania, diciamo così. In questo decreto di Nacone, così questo è il nome della cittadella, viene stabilito che dall'assemblea della città, che è stata in guerra civile, viene stabilito che si formino quelli che noi oggi chiamiamo dei gemellaggi e che i greci chiamano in quell'occasione adelphoketia, cioè affratellamento. Vengono prese le 2 fazioni in guerra civile e vengono scelte 3 persone da un lato, 3 persone dall'altro, e poi i neutrali vengono messi ancora a parte. È già finito il bene. Hanno stabilito che le 3 persone da un lato e 3 persone dall'altro vengano estratte a sorte in modo da formare un affratellamento, diciamo un gruppo particolare, e da quel momento sono un gruppo che si legherà a 2 neutrali, in modo che nel caso in cui le ostilità pregresse pesassero ancora, i 2 neutrali potessero far sì che potessero ricondurre alla ragione, diciamo così, e ricomunicare. Insomma, si istituiscono dei gruppi delle cinquine, diciamo così, e effettivamente la città torna all'ordine, alla conciliazione. Ora, noi abbiamo l'istituto del gemellaggio nelle scuole, nelle università, ma è un paradosso che ho proposto anche al mio rettore, che non ha accettato questa proposta. E il gemellaggio lo pratichiamo in periodo di pace, cioè quando è inutile, può sempre farci una gita e conoscere ognuno
gli studenti di un luogo conoscere gli studenti di un altro luogo, per carità, cosa positiva e benefica, ma capite bene dal punto di vista della gestione dei conflitti non serve a niente. Quello che serve è invece far sì che il mescolamento, e l'inexia è un'altra parola greca usata per questo tipo di affratellamento, che le persone possano guardarsi negli occhi e trasmettersi il desiderio di pace e trasmetterlo così indirettamente anche ai genitori e ai parenti, cioè possa essere un elemento di diffusione del desiderio di pace. Invece noi al contrario cosa facciamo? Interrompiamo, cioè i elementari momentaneamente sono interrotti. Un paradosso, quando servono li interrompiamo, quando non servono ci dimentichiamo. E pensate se funzionassero così le associazioni culturali, le associazioni sportive, cioè se le scuole, se ci fosse un mescolamento di tutte queste associazioni che si recassero ognuna nel posto che è nel luogo che è in guerra. Ci sarebbero, credo, moltissime difficoltà, infinite difficoltà, direi che non ci sarebbe nessuna possibilità che i bombardamenti avvenissero, perché nessuno si accorda di bombardare un posto in cui ci sono vedo qualche faccia perplessa. Mi piacerà eventualmente rispondere alla domanda concreta. Questo è molto difficile di apprendere, quindi gemellari. Poi un'altra istituzione è quella dell'arbitrato. Nella Grecia antica ne abbiamo un sacco nascosto, è il caso di dire, famoso quello l'arbitrato, che cos'è una sorta di giudizio, però in cui il giudice, non si chiama giudice per l'appunto, ma si chiama arbitro, viene scelto dalle parti, quindi è una persona di fiducia, quindi qualsiasi cosa deciderà sarà accettato perché sono le parti stesse ad avere scelto l'arbitro, non come funziona il Tribunale Penale Internazionale che vede degli atti astratti che non sono stati decisi dalle parti, ma intendono essere super partes. E quindi noi pensiamo sempre al meglio, tutt'al più al meglio pensiamo a dei giudici, con la pretesa dell'imparzialità che naturalmente è una cosa difficile da avere, e poi una cosa difficile di cui convincere le parti. Altra cosa se naturalmente le parti si sono messe d'accordo e hanno detto stabiliamo che X è il nostro arbitro. Nella Grecia antica solitamente sono per essere scelti come arbitri sono dei personaggi noti per la loro saggezza, per esempio Periandro fu scelto come arbitro tra Atene e Mitilene, dagli ateniesi e agli ateniesi alla fine del VI secolo a.C., oppure funzionava funzione arbitrale anche l'ambizzionia delfica, cioè un gruppo, una sorta di confederazione. La analizzo un po' per farmi intendere meglio. Quindi ci si affida a questi arbitri e ci si fida del loro giudizio, del loro responso arbitrale. Ieri è stato presentato il caso dello sciopero del sesso delle donne nella disabilità, della professoressa Neis, che ha fatto una buonissima relazione. Bene, questo mi serve per introdurre un altro elemento, cioè quella della mediazione femminile, che diceva la professoressa Neis. La mediazione è spesso un elemento caratteristico delle donne. Ne abbiamo moltissime testimonianze. Attenzione, anche lo sciopero del sesso, nato come pura fantasia, ebbene, forse non tutti sanno che è stato praticato in epoca odierna dal 2006 al 2011, mi pare, o 16, non ricordo. Ci sono stati almeno 6 o 7 casi di
scioperi del sesso in diverse zone del mondo, non sempre è riuscito, sia chiaro, non dobbiamo vendere diciamo fumo, ma sono casi riusciti. Ci sono stati in Uganda, ci sono stati in Liberia, ci sono stati in Kenya, ci sono stati in Sudafrica, quindi è una cosa, ripeto, che ecco, non mettiamo limiti alla nostra immaginazione per la pace, perché cose che nascono per fare ridere sulla scena poi possono diventare, se prese sul serio, se declinate in maniera adeguata all'attualità, possono diventare pratiche reali. Lo sono diventate, questo sia chiaro, potete verificarlo, basta che cercate su Google qualche cosa come sex strike o non so cosa, ma potete trovare questi 6 o 7 casi di sciopero del sesso in epoca contemporanea. Bene, per tornare al di là dello sciopero del sesso, nel 480, quando Gelone sconfigge i cartaginesi, 480 a.C., Tiranno Siracusano, Gelone sconfigge i cartaginesi temono il peggio, cioè di essere decimati, e si rivolgono a sua moglie Demarete perché medi con il marito. E effettivamente Demarete riesce a mediare e a far sì che i cartaginesi non vengano sterminati, ma debbano semplicemente pagare una multa. Quindi per capire la differenza cosa che c'è tra l'essere decimati e pagare una multa. Quindi ancora una volta una donna reale e non fantasiosa che riesce a mediare. Ci sarebbero tantissimi altri casi, per la verità, di mediazioni concrete, reali, storiche, come quella fra ebrei e i santi del VI secolo a.C., ma non la racconto perché non c'è il tempo. Mentre forse vale la pena ricordare che anche fuori alla Grecia, nell'antichità, c'erano casi di interposizione, perché mediazione e interposizione sono due cose differenti, perché l'interposizione prevede il fatto che fisicamente le persone si mettano in mezzo ai belligeranti per separare. Questo innanzitutto ci fa riflettere su una cosa che, come dice Plutarco, a proposito della guerra del Peloponneso, la guerra del Peloponneso scoppiò, sapete perché dice Plutarco? Perché non ci furono città che si interposero. Attenzione, questo ci può fare riflettere moltissimo su da che cos'è, perché scoppiano le guerre, chi sono i protagonisti di una guerra. Siamo abituati a pensare che i protagonisti siano due parti, no? I belligeranti, Tizio ha attaccato Caio, e questi sono i responsabili della guerra, perché 2 o 1. Bene, no, in ogni guerra le parti sono almeno 3, perché ci sono i belligeranti e ci sono le terze parti, che solitamente cosa fanno? O si schierano con una delle due parti e quindi le parti continuano a restare due, se non che una adesso è più grossa di quanto era prima, oppure restano neutrali. Nessuno dei due atteggiamenti è atteggiamento migliore. C'è la possibilità terza di interporsi o di mediare. Quello che avremmo potuto fare noi anche nella guerra russo-ucraina e anche nella guerra israelo-palestinese. Siccome non ho il tempo di dire su questo, spero che le domande mi permettano di esemplificare completamente, perché sia chiaro che tutto questo non è chiacchiera, ma cosa vuole. Bene, torniamo all'antichità, sta dicendo di interposizione. Diodoro Siculo, I secolo a.C., ci racconta delle donne di una tribù africana che sono in guerra, che viene chiamata dei trogloditi non come insulto, ma perché etimologicamente significa abitatori di caverne. Ebbene, sapete cosa fanno queste donne dei trogloditi in guerra? Si
si interpongono, saltano in mezzo al campo di battaglia, racconta Diodoro, i guerrieri. E cosa si interrompe? Si chiama del conduite. Proprio contrario del nome intrigo. Sì. Quindi i proponenti forse siamo noi, che non, questa volta come insulto, che non pensiamo alla realizzazione di queste cose, anche se nel piccolo ben inteso ci sono state anche in Palestina. Raquel Corri, che fu uccisa durante un'introduzione alcuni anni fa in Israele da un caravanato israeliano che non si accorse e la mise sotto, le passò addosso. Bene, potrei andare avanti ancora per un pezzo, ma mi rendo conto che sarebbe veramente approfittare della vostra pazienza. Mi limito però a leggere alcune righe conclusive, sempre per dire che tutto questo è pensiero mondiale, antico e moderno. Bene, dall'antichità, questa volta l'antichità orientale, vi leggo questo passo tratto dal libro del comando della strategia dei maestri cinesi. Quando lo stato di Jin marciò contro lo stato di Shu, i ministri di Shu chiesero al re di attaccare, ma questi rispose: Jin non ci attaccò durante il regno del nostro precedente sovrano. Se ora ci attacca durante il mio regno, sono io che devo aver sbagliato. Come posso rimediare a questo errore? I ministri dissero: Jin non ci attaccò al tempo dei nostri predecessori. Se ora ci attacca durante la nostra amministrazione, siamo noi che dobbiamo aver sbagliato. Il re di Shu chinò la testa e pianse. Poi si alzò e si inchinò davanti ai suoi ministri. Quando gli abitanti di Jin udirono raccontare questi fatti, dissero: il re e i suoi ministri fanno a gara per dichiararsi colpevoli e il sovrano si umilia davanti ai suoi sudditi. Non possiamo attaccarli. Dunque quella notte l'esercito di Jin tornò in patria. Ecco perché Lao Tzu disse: chi può aggiustarsi le sfortune di una nazione è chiamato il dominatore del mondo. Un modo ben diverso, come si vede, rispetto al nostro di concepire il dominio del mondo. Noi lo concepiamo attaccando piuttosto che umiliandoci o come gli ebrei del passato porgendo il collo, avendo risparmiato, oppure chiedendo scusa per i nostri sbatti di